Lo scorso 10 marzo i residenti di via Bottenigo a Marghera denunciavano ai nostri microfoni le pessime condizioni del manto stradale nei pressi delle loro abitazioni. Buche ovunque e vibrazioni in casa al passaggio dei mezzi pesanti. Oggi la strada è stata completamente riasfaltata con soddisfazione di chi aveva segnalato il problema. Una volta tanto dico grazie all'assessore, grazie a chi di dovere, che è stata ascoltata anche una piccola cittadina. Come vedete hanno fatto l'asfaltatura. Credo che tra una cosa, tra un sollecito e l'altro, e anche per merito vostro giustamente, chi è al potere, diciamo, e ringrazio la signora, l'assessore Zaccariotto, che probabilmente si è messa la mano sul cuore ed ha aiutato una cittadina che comunque magari ha fatto sentire le piccole sue ragioni per essere ascoltata, insomma. Pochi giorni e già si vedono i risultati. I benefici sicuramente ci sono, però è presto perché l'asfaltatura ha iniziato ieri, per cui i mezzi pesanti attualmente non passano, però perlomeno le auto, quei piccoli mezzi che passano, perlomeno non sento il vibramento che avevo prima. Resta il fatto che i mezzi pesanti non dovrebbero passare, come invece accade dall'apertura della nave De Vero, la cui nuova viabilità ha trasformato la via da cul-de-sac a strada di attraversamento, altro aspetto su cui dovrà lavorare l'amministrazione. Credo sappiano anche loro che i mezzi pesanti non devono passare in un centro abitato, tra virgolette, perché di abitazioni siamo solo in 3, però insomma se i mezzi pesanti hanno il loro giro, il loro posto dove affluire, ben venga, perché perlomeno si è più tranquilli anche a livello, diciamo, abitativo.